Siamo giovani relativamente, ma abbiamo avuto genitori, abbiamo avuto nonni, sì. Alcuni aspetti per cui si poteva divorziare erano legati alla religiosità, ma in realtà le problematiche erano pesanti, erano molto spesso gravissime e addirittura la donna che si permetteva di separarsi era additata in maniera o avete letto troppi fumetti o fate solo per non abbiamo letto fumetti, non leghiamoci dietro famiglia tradizionale, per esempio, dottoressa, un attimo. Parli piano, però. Nella famiglia tradizionale, per esempio quella contadina, vi era il rispetto enorme, diciamo così, della famiglia. Ma non prendiamo c'era la famiglia patriarcale, addirittura il figlio non poteva a 40 anni decidere all'interno della famiglia. Come fa a dire? C'era il caso limiti, c'era. Ma non si può dire che le famiglie di allora erano solo famiglie perché erano sottomesse. Perché questa è una. No, non potete dirlo. Scusi, lei l'ha detto, la signora lo sta dicendo, allora, dai, sono brava. Nessuno sta dicendo questo. Io sto dicendo che oggi non è una tragedia, è un dato oggettivo che è una tragedia, dottoressa, è una tragedia, avvocato, è una tragedia, è una tragedia, i figli. La tragedia è una tragedia. La tragedia è stata, la tragedia all'interno di questo sistema è stata denunciata. Un attimo, Incetto. Se mi permette, una cosa sola, è breve, è un dato di fatto. La tragedia di Incetto, la tragedia è stata un secondo. Il degrado di questa Il degrado di questa situazione è stato denunciato dal procuratore di Capo di Belluno, che ha parlato delle accuse di maltrattamenti di Belluno è casa di Panis sollevate in situazioni di separazione conflittuale, delle quali l'80% risulta falsa. Allora, per quale ragione ci si separa? Non c'entra un dato statistico nazionale. È un dato statistico nazionale, però è stato denunciato dal procuratore di Belluno, per cui l'origine della notizia è lì. Anche da molti altri. Però questa cosa non va a vantaggio delle donne, perché le donne ma non è questione che va a vantaggio delle donne. Per quale ragione ci si separa? In questi casi. Non perché le donne, quante sono le donne che cercano di dire che o di far dire che il padre di demolire la figura paterna, di demolire la figura paterna maschile. Sicuramente ce ne sono molte, però queste non vanno a vantaggio né della donna né del rapporto però è così. Né dei figli. Però è così. E soprattutto non vanno. Però è così. E soprattutto però è così. La cosa gravissima è che non vanno a vantaggio delle persone realmente maltrattate, perché la normativa va a tutelare delle situazioni estreme poi, no? Però vedi, anche l'avvocato mi conferma che tante donne cercano di far passare il padre per un maltrattatore dei figli. Purtroppo è così, ma non dei figli è ancora più grave. Viceversa, anche il contrario. Abbiamo visto. Anche il contrario. Però non è nella media il contrario. Non è nella media il contrario. Ma dovremmo anche prendere in esame allora tutti quelli che fanno finta di essere tamponati, di essere danneggiati, eccetera. Cioè, voglio dire, il furbismo. Siamo in un ambito un pochino più grave, penalistico e non civilistico. Assolutamente. Secondo, lei l'hanno mai accusato di maltrattare la figlia? Sì, no, figli no. Il figlio no. Ma è stata tutta un'associazione femminista. Lei chi maltrattava? Un'associazione femminista. Lei chi maltrattava? La moglie. Un'associazione femminista che ha curato con grande sapienza, con regia sapiente, tutti i dettagli, a partire dall'allontanamento da casa fino anche all'acquisizione della querela di mia moglie, tanto che all'atto di polizia giudiziaria coperto dal segreto istruttorio ha partecipato indebitamente anche nella sua vicenda figlio. Quanto penale c'è? Quanto penale c'è nella sua vicenda? Nella sua vicenda personale, quanta storia penale si è andata a sovrapporre a quella che è la vicenda? Di penale non c'era niente. No, ma oggi lei ha vicende penali in sospeso o no? Io ho vicende penali perché io ho querelato. Quindi ha vicende penali in sospeso? Mi lasci dire, questa associazione non è un'associazione non qualunque. Ne voglio fare un caso personale. Perché... No, ma non è un caso personale, perché a Firenze ci sono decine di padri che hanno avuto a che fare con questa associazione. Diciamolo, quello del signore mi dispiace per lui, ma è un caso limite. Le posso dire di più. Non possiamo dire che sia l'ordinarietà. A Firenze questa associazione mi scusi, il suo è un caso estremamente limite. Non possiamo dire che ogni separazione va a finire come la sua. E diciamo un'altra cosa, ricollegando a quello che aveva detto la signora.
I maltrattamenti oggi vengono a galla perché c'è la televisione, c'è la radio, perché c'è la possibilità di denunciare. Negli anni che furono, che non c'era la separazione, non c'era il divorzio, c'era l'omertà, non uscivano dalla famiglia. Ci sono dei fatti non c'è la tragedia, c'è l'elemento oggettivo che appare palese perché ormai, perché per fortuna la normativa permette di... Gravissimo problema.